Euroregioni News. Vaccino. Il 70% dei dipendenti della sanità in Friuli Venezia Giulia ha detto sì. ASP Moro Codroipo, già è iniziata la vaccinazione. Con il sindaco Fabio Barchetti c'erano tutti i componenti del consiglio comunale, con il medico Alberto Soramel, ed è intervenuto anche il presidente dell'ASP Moro, medico specialista Giovanni Castaldo, con uno striscione e manifesti per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione anti-Covid. Tutto il consiglio comunale della città di Codroipo si riunisce, ovviamente rispettando le debite distanze di sicurezza, in piazza Garibaldi per fare una foto simbolica col simbolo della primula, che significa sì alla vaccinazione. È un segnale forte che vogliamo dare di unità innanzitutto della politica in un periodo di pandemia. Non ci si deve dividere, ma ci si deve unire, ed è un messaggio che vogliamo dare proprio partendo da Codroipo, affinché sia da esempio per tutte le altre amministrazioni comunali, per far sì che tutti quanti diciamo sì alla vaccinazione come uno degli strumenti principali per debellare questa pandemia. Non ne possiamo veramente più del lockdown, di stare chiusi in casa, di avere queste fasce rosse, verdi, gialle, blu, il multicolori. Ormai non abbiamo più capito di che colore siamo oggi, e quindi vogliamo andare avanti. Bene ha fatto il presidente Fedriga a fare un'ordinanza per chiudere le scuole fino a fine mese, perché significa tutelare la salute di tutti quanti noi. Ritengo che Codroipo sia un simbolo anche perché in questo comune alcuni anni fa abbiamo avuto il famoso caso Petrillo, la infermiera che pare abbia non vaccinato migliaia di bambini e bambine di Codroipo e del Medio Friuli, e quindi il nostro messaggio oggi assume una duplice valenza: sì ai vaccini come strumenti di prevenzione, sì alla salute prima di tutto. Inoltre questa mattina all'interno della struttura dell'ASP Daniele Moro ci saranno le prime persone, i primi ospiti vaccinati, e sarà la prima struttura a eseguire questo tipo di misura preventiva nei confronti dei propri ospiti all'interno dell'azienda sanitaria udinese del Friuli Centrale. Per noi è motivo d'onore ed orgoglio, perché sia gli operatori che soprattutto la parte dirigenziale ha saputo ben operare in questi mesi, arrivando per primi ad essere pronti alle vaccinazioni, ma soprattutto tenendo il virus fuori da quelle porte che tanto male ha fatto in altre strutture simili. Oggi siamo qui per una importante testimonianza di tutto il Consiglio Comunale nei confronti della cittadinanza e della popolazione in generale. Un'esortazione a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, perché è l'unico modo, ripeto, l'unico modo per poter superare la pandemia, per poter superare le ristrettezze, le problematiche economiche, sociali e di salute di questo momento. Quindi esortiamo con la nostra mobilitazione in questo momento tutti a sottoporsi senza remore e senza problematiche alla vaccinazione anti-Covid. È una vaccinazione sicura, efficace, è universale, non costa nulla e ci consentirà di ritornare alla vita come la intendevamo precedentemente. Vaccinatevi. Adottare le misure di prevenzione, che sono le cose migliori, da parte sia del personale sanitario, infermieristico, tutto, che anche dagli ospiti e dalle famiglie degli ospiti. Oggi abbiamo iniziato anche le vaccinazioni, abbiamo avuto la presenza dell'assessore, e quindi questo è un fatto veramente positivo. Secondo me abbiamo imboccato adesso questo grosso tunnel, perché il vaccino rappresenta il dispositivo personale individuale. In medicina del lavoro abbiamo i vari presidi e il vaccino è il dispositivo appunto di prevenzione, cioè quello che ci può effettivamente far uscire da questa situazione molto critica. Però bisogna stare attenti, bisogna sempre osservare le misure di prevenzione ancora adesso, perché bisogna raggiungere per determinare
un'immunizzazione, un numero di persone veramente elevato, l'immunità di gregge oltre il 70%, e abbiamo avuto assicurazione da parte dell'assessore che anche molti medici, rispetto lo stesso io come medico di famiglia, mi sono prenotato, sarò sottoposto a visite, e c'è stato un implemento maggiore di medici, di operatori sanitari per il vaccino anti-Covid rispetto al vaccino antinfluenzale. Questo è un dato secondo me fondamentale, e anche la presenza qui oggi da parte delle autorità, ma di tante persone che stanno a voce alta dicendo vaccinatevi, perché è l'unico farmaco che può sconfiggere il Covid, perché è una malattia subdola, è una malattia che purtroppo ha portato via tante persone, e noi vorremmo che col vaccino, speriamo, che possa sicuramente darci serenità e far tornare i cittadini e tutta la gente a quelle che erano le normali attività prima del Covid. È un impegno da parte di tutti, non solamente della politica ma anche delle varie associazioni, e io qui come presidente della Moro sono qui a testimoniare che anche tutto il personale, ripeto, della casa di riposo con i pazienti, con gli ospiti, stanno effettuando le vaccinazioni. Gli ospiti oggi hanno iniziato e continueranno durante la settimana. Il personale infermieristico sanitario lo farà all'ospedale di Udine con le varie prenotazioni, e quindi in questo modo mettiamo in sicurezza soprattutto i più fragili, perché non è solamente per noi che vale il vaccino, ma anche per gli altri, per poter difendere gli altri, i nostri parenti, e questo è un discorso che deve andare soprattutto per i giovani. I giovani pensano che il vaccino non sia indispensabile, non è vero, è l'unico rimedio a questa malattia, a questa pandemia. Come nel corso degli anni abbiamo sconfitto anche la poliomelite, il morbillo con le vaccinazioni, oramai è un ricordo, però se c'è l'impegno da parte di tutti riusciremo sicuramente a sconfiggere questo morbo, io dico, perché si è diffuso, si sta diffondendo in tutto il mondo, e una cosa da medico: non abbassiamo la guardia, bisogna essere sempre allerta fin quando non ci sarà una immunizzazione di gregge che si raggiunge con l'80-90% di vaccini da parte della popolazione, soprattutto qui noi del Friuli Venezia Giulia. Questione di sensibilità, ma nello stesso tempo è questione di salvaguardare noi, i nostri figli, i nostri anziani e le persone ancora più fragili. Questo è quello che dovremo ricordarci. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.